L'assessore Gerlando Principato del comune di Agrigento informa che il ripristino della voragine scarico acque meteoriche e pulizia vallone nel piazzale della scuola Federico II sarà infatti chiusa nei prossimi giorni. La grande voragine che si è aperta lo scorso febbraio nel piazzale del plesso Federico II vicino all'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, al villaggio Mosè, si è infatti concretizzata la cosiddetta consegna dei lavori e la contestuale consegna delle aree alla ditta. Avevamo preso l'impegno, afferma l'assessore Principato, di procedere con urgenza al ripristino della voragine e così come tenuto conto degli attori in causa è stato, nei giorni immediatamente successivi al cedimento del mando stradale, i tecnici del comune, della polizia locale, del gestore idrico AICA ne avevano accertato la causa, ovvero l'ostruzione e quindi il successivo cedimento del sistema di raccolta delle acque, dunque nessun nesso con la pioggia o le infiltrazioni, come si era ipotizzato in un primo momento. Adesso si procederà con la pulizia del canale naturale esterno al perimetro della scuola e il recettore finale del sistema di raccolta delle acque oggetto dell'intervento. Contento il sindaco Miccichè, che afferma come siamo riusciti in poco tempo a impegnare le somme sulle tematiche relative all'edilizia dei complessi scolastici. Continua a dare i risultati sperati, l'impegno del mio assessore Principato, un plauso anche agli uffici di edilizia scolastica con il capo geometra Galletto, coadiuvato dal geometra Sallì, in grado con il dirigente Avena, di fare in modo che partissero nel più breve tempo possibile i lavori di messa in sicurezza necessari a far rientrare nella normalità l'uso del piazzale da parte della scuola, ripristinando gli spazi alla normale fruibilità.